Buongiorno a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Due preoccupanti aggressioni ai danni di altrettanti baristi si sono verificate a Trieste. In entrambi i casi gli esercenti sono stati feriti dopo aver provato ad allontanare dai loro locali clienti in evidente stato di ebbrezza. Il primo grave episodio è avvenuto alla Isha Snack Bar il 6 novembre scorso. Qui 3 giovani avventori di origine balcanica, dopo aver litigato con il gestore, si sono vendicati lanciando una molotov contro la vetrina del locale. Il terzetto è stato poi identificato e denunciato dai carabinieri di Trieste. Il secondo episodio è avvenuto invece il 16 dicembre in un bar di via Economo. In questo caso un cliente che pretendeva nuove consumazioni nonostante il suo stato psicofisico ha reagito sfregiando il barista con un coccio di vetro. Inutile la successiva fuga tentata dall'aggressore. La polizia, seguendo le macchie di sangue, lo ha rintracciato nel vano scale di una palazzina nella quale si era abusivamente introdotto. L'uomo, un 28enne italiano residente in Puglia, è stato quindi ammanettato per lesioni, danneggiamento, resistenza e violenza pubblico ufficiale. L'arresto è stato convalidato oggi dal GIP che ha disposto per l'indagato i domiciliari. Un ragazzo di 20 anni è rimasto ferito questa mattina dopo essere uscito di strada con la sua auto a Colloredo di Prato, nel comune di Pasian di Prato. L'incidente è avvenuto poco prima dell'alba lungo la provinciale 60 bis. Per causa in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la vettura è carambolata oltre il fosso, finendo la sua corsa in un campo che costeggia la strada. Dopo l'allarme il giovane è stato raggiunto dai vigili del fuoco e dai sanitari e trasportato in ambulanza all'ospedale di Udine per verificare il trauma cranico subito. Un uomo di 36 anni è stato soccorso questa mattina dopo essere stato colto da un grave malore mentre si trovava in un'azienda che sorge nella prima periferia di Pordenone. Le persone che erano con lui in quel momento, che lo hanno visto perdere i sensi, hanno chiamato subito i soccorsi. Mentre i mezzi su ruote raggiungevano l'azienda, l'infermiere della Sores ha guidato al telefono le persone che avevano lanciato l'allarme. La persona colta da malore è stata quindi rianimata fino all'arrivo delle equip sanitarie e a quel punto l'uomo è stato intubato e portato con massima urgenza all'ospedale di Pordenone, dove fortunatamente il suo cuore ha ripreso a battere. Nessun allarme per chi si riscalda con stufe e caminetti. La Regione ha ribadito che non saranno prese in considerazione limitazioni in tal senso nel nuovo piano sulla qualità dell'aria per i residenti in Friuli Venezia Giulia. I cittadini del Friuli Venezia Giulia che usano stufe o caminetti per riscaldare le proprie abitazioni possono stare tranquilli. Da parte della Regione non ci saranno limitazioni al loro utilizzo. La rassicurazione arriva direttamente dal presidente Massimiliano Fedriga, dopo che sul piano regionale sulla qualità dell'aria è nata una polemica con notizie che avevano preoccupato i cittadini. C'è solo una possibile, che oltretutto noi non adotteremo, però previsione che in caso di sforamento delle PM10 per più di 3 giorni chi non ha stufe o caminetti superiori a 4 stelle ed ha fonti di riscaldamento alternative dovrà utilizzare la fonte alternativa per i giorni di sforamento che potrebbero essere 2 o 3 giorni all'anno. Anche in questa ipotesi, che ribadisco non verrà adottata, chi ha l'unica fonte di riscaldamento tramite metto comunque non sarebbe stato, se questa ipotesi fosse passata, toccato, e chi ha sopra 4 stelle comunque non sarebbe stato toccato. Ma oltretutto, essendo una misura molto limitante che è stata inserita soltanto per promuovere la discussione, perché oggi siamo al momento della discussione, nel testo definitivo non ci sarà questo passaggio, quindi una polemica inutile, perché ribadisco, nemmeno in questo testo c'è la chiusura di caminetti e stufe, ma semplicemente che se uno ha fonti alternative in caso di PM10 sforato utilizza la fonte alternativa ma non le chiude. E comunque anche questo non ci sarà, quindi devo dire che voglio tranquillizzare tutti e sconfessare delle notizie false che sono circolate. A Pordenone, la cittadella della giustizia in realtà è stata inaugurata di fronte al tribunale, la nuova sede del giudice di pace. L'opera è costata 2,5 milioni. La nuova sede del giudice di pace è realtà, costato 2.500.000 euro grazie al bando delle periferie. L'immobile di via Riviera del Pordenone, un tempo scuola materna, è stato inaugurato questa mattina. La ciliegina sulla torta che mancava affinché in riva al Noncello sorgesse la cittadella della giustizia. Abbiamo ristrutturato questi immobili in periodo di pandemia, ma è un risultato importante ottenuto grazie alla collaborazione con il Comune, che è stata proficua e assolutamente decisiva.
Questa struttura ha già da una settimana un impiego per il giudice di pace, quindi tutta l'attività del giudice di pace si svolge qua. L'attività che riguarda il tribunale, le amministrazioni di sostegno si svolge qui. La cancelleria della volontaria giurisdizione del tribunale è stata trasferita anche in questo immobile. Tutti gli uffici amministrativi del tribunale che riguardano la gestione delle spese di giustizia sono stati trasferiti. Nelle nuove aule di udienza si svolgeranno le udienze civili del giudice di pace, le udienze penali del giudice di pace e alcune udienze civili del tribunale. Novità sono previste anche per il vicino tribunale. Stanno andando avanti e termineranno nel corso del prossimo anno i lavori di modernizzazione dell'edificio del tribunale. La Corte d'Appello di Trieste ha riconosciuto vittima del dovere per esposizione all'amianto l'appuntato scelto Marco Sedda, per anni nell'esercito, ancora in forza alla Guardia di Finanza. In appello è stata ribaltata la sentenza di primo grado del Tribunale di Trieste che non aveva ritenuto fossero stati forniti elementi specifici e concreti della presenza di amianto sul luogo di lavoro. Invece, come dimostrato dall'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto che ha assistito al militare, l'amianto era presente nei motori, nelle coibentazioni degli elicotteri in dotazione all'esercito e alla Guardia di Finanza, e Sedda, 59 anni, è stato esposto alla fibra killer tra il 1984 e il 1990 mentre era in servizio nello squadrone autonomo misto di Alghero. L'amianto era presente, secondo la relazione dell'ingegner Marino Valle, anche nella caserma Campomarzio della Guardia di Finanza di Trieste, dove Sedda ha prestato servizio fino al 2008. Il Comune di Udine ha consegnato 4 borse di studio ad altrettanti studenti meritevoli derivate dalle rendite del lascito testamentario della famiglia di Topo Wasserman alla città. Ogni borsa di studio ha un valore di 5.000 euro. Sindaco, questa è un'attività di fatto annuale del Comune di Udine, premiare gli studenti meritevoli di Udine e non solo della provincia grazie al lascito della famiglia di Topo Wasserman, in particolare del Conte di Topo. Siamo contenti di dare a questi ragazzi la possibilità di migliorare le loro capacità anche di poter studiare con più soddisfazione, avendo a disposizione anche una somma di denaro che li aiuta negli studi. Facciamo onore a questo grand'uomo che tanti anni fa ci ha lasciato, ma ha lasciato questo bel patrimonio che ancora ci permette di dare aiuti concreti a persone che vogliono studiare. Si tratta di studenti meritevoli, chiaramente con un ISEE familiare non ricco, ecco, perché questa è la finalità, e residenti nella provincia di Udine, quindi è stata rispettata quella che era la volontà di questo grande filantropo dell'Ottocento. I giardini pubblici di Gorizia cambiano volto al via i lavori di riqualificazione del polmone verde centrale della città, costo dell'intervento 300.000 euro. Al via la riqualificazione dei giardini pubblici di Gorizia. Il Comune ha dato infatti l'ok ad un progetto da 300.000 euro di riordino del polmone verde. Prevista la sistemazione di viali e controviali pedonali, nei quali il ghiaino sarà sostituito con una pavimentazione in terra battuta, garantendo così una tenuta al passaggio dei mezzi di servizio. Per quanto riguarda il verde e le aiuole tondeggianti che compongono la parte romantica ed esotica dei giardini pubblici, si prevede una rimozione degli arbusti ormai in cattivo stato. Verranno inoltre valorizzate maggiormente la magnolia monumentale, le palme di diversa varietà e le piante di yucca. Avevamo programmato questo intervento, spiega il sindaco Rodolfo Ziberna, già prima di sapere che Nova Gorizia e la nostra città sarebbero diventate capitale europea della cultura e tanto più oggi questa intenzione va portata avanti. Quella dei giardini è un'area stupenda nel suo insieme e ritengo abbia tutte le caratteristiche per diventare uno dei cuori pulsanti in chiave turistica per il 2025. A questo primo lotto ne seguiranno altri, a completamento della riqualificazione dei giardini pubblici, togliendo l'asfalto dai controviali e abbellendo ulteriormente l'interno. Vogliamo far diventare l'area verde un elegante salottino. Ziberna inoltre annuncia come dopo la riqualificazione dei giardini, Estoria, manifestazione di richiamo ospitata abitualmente in quel sito, andrà rimodulata negli spazi in accordo con gli organizzatori. La conclusione dei lavori è prevista nel prossimo mese di aprile.
Quali sono le città e i luoghi più belli del Friuli Venezia Giulia da consigliare a un amico, a un potenziale turista? Lo abbiamo chiesto a un particolare tour operator, stiamo parlando della chiacchieratissima piattaforma OpenAI, il portale di intelligenza artificiale utilizzato da chiunque abbia quesiti da porre a una mente digitale. Nonostante la soggettività delle possibili risposte, il sistema ha risposto Trieste e Gorizia. Il capoluogo regionale viene suggerito per la sua architettura, oltre che per il castello di Miramare e la splendida piazza dell'Unità d'Italia. Gorizia invece viene raccomandata per il castello e la chiesa di Sant'Ignazio. Tra le città d'arte da visitare, OpenAI consiglia Udine come seconda destinazione, seguita da Cividale, Pordenone e Aquileia. Tra i luoghi da non perdere per il cervellone fondato da Elon Musk, anche le cime delle Dolomiti friulane, la laguna di Grado e le colline del Collio. La rassegna Pasolini 100 ha fatto tappa a Grado con lo spettacolo Medea, un amore impossibile. Per Pasolini 100, rassegna del collettivo Terzo Teatro di Gorizia, che sino a fine anno continuerà ad offrire un ampio spaccato sull'attività dell'intellettuale friulano in numerose località della regione. Al Teatro Biagio Marin di Grado è andato in scena Medea, un amore impossibile, spettacolo con letture, canzoni ed immagini rievocative sullo storico incontro avvenuto a Grado fra Pierpaolo Pasolini con Maria Callas e Biagio Marin. Con la tappa gradese, la rassegna ha voluto omaggiare l'intellettuale e poeta di Casarsa anche con il reading di Tullio Svettini, attore e regista di origini istriane ma gradesi di adozione, sui celebri versi El Critoleo del corpo fracassao che Biagio Marin scrisse in occasione della tragica morte di Pasolini, con cui condivideva una calorosa amicizia personale. A fare da suggello alla serata è stato il citato spettacolo con canzoni scritto ed interpretato dall'attore e regista Giorgio Amodeo, con Cinzia Borsatti alla voce e Manuel Figheli al pianoforte, che celebra l'incontro fra Pasolini, l'intellettuale più scomodo e provocatorio del tempo, con Maria Callas, la cantante lirica più acclamata del mondo. L'occasione dell'incontro, avvenuto nell'anno dello sbarco del primo uomo sulla Luna, fu il film che il regista girò nel 1969 nella laguna di Grado, Medea, nel quale Pasolini volle come indiscussa protagonista proprio la divina, e il film fu anche l'occasione principale di incontro e frequentazione fra Pasolini e Biagio Marin. Attraverso letture, immagini e note canzoni di Mina interpretate da Cinzia Borsatti, lo spettacolo rievoca un episodio rimasto indelebile nei ricordi della gente comune e che fu sbandierato anche dalla stampa dell'epoca, a cui piaceva narrare le vicende di questa apparentemente impossibile favola romantica. Ci fermiamo qui, vi ricordo tra poco l'appuntamento con A voi la linea. Grazie per averci seguito, arrivederci.